questa è diventata una partita ancora più importante, perché in caso di successo della formazione Brianzola, che adesso sta subendo però l'attacco del Pordenone, brava la difesa in maglia rossa del Monza, dicevamo che in caso di successo stasera il Monza conquisterebbe il secondo posto in solitaria, vista appunto la sconfitta del Venezia in casa contro il Brescia. Nelle ultime 3 partite il Monza, favorito insieme all'Empoli per la promozione diretta, ha vinto soffrendo contro il Chievo e ha pareggiato contro Cittadella e Frosinone. In queste 3 gare Boateng, leader indiscusso dei Brianzoli, era fuori per infortunio. Oggi invece l'ex Milan e Fiorentina è regolarmente al suo posto. L'ostacolo odierno, lo ricordiamo, per il Monza è rappresentato dal Pordenone, che non vince da 4 turni. Friulani insomma in flessione, ma sempre concentrati, molto concentrati sull'obiettivo playoff. All'andata finì 1-1. Rapidamente un'occhiata alle formazioni. Il Monza di Christian Brocchi in campo con il 4-3-3, c'è Di Gregorio in porta, Donati, Bellusci, Pirola e Sampirisi in difesa, Frattesi, Scozzarella ed Armelino a centrocampo. Il tridente offensivo stasera appunto è formato da Boateng, Git Chiaer e Mota Carvaglio. Dall'altra parte, come detto, il Pordenone di Attilio Tresser, 4-3-1-2 in questo caso, con Perisan tra i pali, Vogliacco, Barison, Camporese e Scianowski in difesa, Zammarini, Misuraka e Scavone a centrocampo, Magnino è il trequartista, Ciurria e Morra sono i 2 attaccanti. L'arbitro della partita Eugenio Abbattista di Molfetta, arbitro molto esperto, per lui 144esimo gettone in Serie B. Siamo esattamente all'11° minuto all'U Power Stadium di Monza, Monza 0, Pordenone 0. Torniamo subito a Udine da Manuel Codignoni. Grazie Tonello, noi possiamo tornare a Monza. Calcio d'angolo in favore del Monza, il colpo di testa di Frattesi e c'è il vantaggio della formazione di casa. Angolo e dalla destra, stacco perfetto nel mucchio del numero 16 della formazione di casa, Frattesi, pallone nell'angolo più lontano con Perisan che non può intervenire, dunque si sblocca una partita complicatissima. Siamo al 26esimo minuto, Monza 1, Pordenone 0, dunque proprio nel momento in cui la squadra di casa cercava, come detto, di fare la partita, cercava di mettere alle corde l'avversario, è arrivato questo calcio d'angolo ed è arrivato soprattutto il perentorio colpo di testa di Frattesi per il vantaggio della formazione allenata da Christian Brocchi. Dunque Monza 1, Pordenone 0, la squadra di casa in vantaggio sul Pordenone per 1-0. La rete al 26esimo minuto firmata da Davide Frattesi, sicuramente il migliore dei suoi, ex Empoli ed Ascoli. Il centrocampista ha toccato tantissimi palloni in questa prima mezz'ora, anche adesso è in possesso di palla, ma soprattutto è stato l'autore del colpo di testa vincente sull'angolo battuto da Scozzarella. Attenzione però ancora al Monza, la conclusione stavolta da terra di Armellino, pallone che sfiora il palo e termina sul fondo, ma che paura anche stavolta per Perisani, il guardiano della porta friulana, perché Armellino praticamente è da terra, ha calciato con il destro da buona posizione, però non ha inquadrato la porta, ancora sull'assist di Frattesi e Monza vicinissimo al raddoppio. Dicevamo dunque di una partita molto combattuta, però seguiamo questo calcio d'angolo in favore del Monza, perché a questo punto c'era stata la deviazione addirittura del portiere del Pordenone. Ancora Scozzarella dalla bandierina, la bandierina è sempre quella di destra, parabola ad uscire, attenzione ancora ad Armellino che stavolta non riesce a colpire, però il pallone resta sui piedi di Boateng. La conclusione a giro del 7 del Monza, pallone stavolta che arriva abbastanza debole, docile dalle parti di Perisan, che blocca e può respirare e fa respirare il Pordenone. Siamo esattamente al 36esimo minuto, Monza 1, Pordenone 0. Torniamo a Monza, dove Morra è andato vicinissimo al pareggio. La conclusione da distanza molto favorevole dall'interno dell'area di rigore con il destro del numero 10 del Pordenone è stata deviata in calcio d'angolo, deviazione provvidenziale da un difensore del Monza, dunque si è salvata in qualche modo la squadra di casa allenata da Christian Brocchi. Siamo esattamente al quarto d'ora, l'ora di gioco dunque, comanda sempre la squadra di casa, Monza 1, Pordenone 0, Frattesi al 26esimo del primo tempo, spazi intasati, molto intasati in questo secondo tempo per il Pordenone, che comunque è volitivo. Qualche istante fa la squadra ospite allenata da Attilio Tesser si è arrabbiata molto, ha reclamato soprattutto un calcio di rigore per un presunto tocco di mano del difensore Bellusci sul cross dalla sinistra di Scianowski, tutto regolare per il direttore di gara. Friulani che in trasferta, lo ricordiamo, in questo campionato hanno già vinto 5 partite, ne hanno perse 4 e pareggiate anche in questo caso 4. Ancora il Monza in possesso
possesso di palla con tutta calma con Donati che appoggia corto allo stesso Bellusci, ancora Donati, siamo nella tre quarti del Pordenone, Boateng ancora indietro per Donati, vediamo come si svilupperà questa azione, attenzione alla verticalizzazione per Frattesi, cross di prima intenzione per la testa di Mota Carvalho che non ci arriva, ancora però Monza sempre pericoloso e c'è un calcio di rigore in favore della formazione brianzola perché è stato messo giù Sampirisi all'interno dei 16 metri avversari, l'arbitro era a due passi, non ha esitato ed ha concesso il tiro dal dischetto per la formazione del Monza che ha dunque la limpidissima e grossa opportunità per andare sul 2-0, siamo al 16° minuto, ricordiamo che il Monza è in vantaggio per 1-0, adesso ci sarà un calcio di rigore dunque in favore della squadra di casa allenata da Christian Brocchi per il fallo di Vogliacco su Sampirisi che praticamente si era liberato del diretto avversario, stava per calciare a rete, è stato praticamente messo giù, nessun dubbio per il direttore di gara. Dunque seguiamo in diretta questo tiro dagli 11 metri, siamo al 16° minuto con il Monza in vantaggio sul Pordenone per 1-0, Gitkjaer sul dischetto, l'attaccante danese maglia numero 9, dunque Christian Gitkjaer contro Samuele Perisan, calcerà con il destro l'attaccante in maglia biancorossa, è quasi tutto pronto, l'arbitro fatica un po' a far rispettare la distanza regolamentare, il fischio, la battuta di Gitkjaer e il gol, dunque cambia ancora la situazione, siamo al 17° minuto, Monza 2, Pordenone 0, ha segnato Gitkjaer su calcio di rigore, Balotelli, il primo pallone toccato da Super Mario che appoggia sulla sinistra per Marco e D'Alessandro, ancora il Monza, ancora Balotelli, siamo a 25 metri, la conclusione con il destro di Balotelli, ci mette il guanto l'estremo difensore Samuele Perisan e mette il pallone in calcio d'angolo, dunque primo serio pericolo per la porta del Pordenone, targato Mario Balotelli, conclusione con il destro potente indirizzata sotto la traversa, però Perisan era ben piazzato, si è allungato e con la mano di riporto ha messo il pallone in calcio d'angolo. Torniamo a Monza. Se ne va Boateng, il cross di prima intenzione ancora per Frattesi, attenzione alla conclusione con il sinistro dall'altezza del disco del rigore del numero 16 del Monza, stavolta però non inquadra la porta, occasione limpidissima per chiudere praticamente la pratica, Frattesi si è trovato sulle sinistra, una buonissima opportunità, calciato forte ma il pallone si è impennato ed è terminato praticamente in curva. A Monza, stadio U-Power, c'è il primo cartellino rosso di questa partita, dovrebbe essere stato espulso Carlos Augusto che era entrato in campo, sì è proprio il difensore, il laterale brasiliano, è entrato in campo nel secondo tempo da pochi minuti per un fallo da dietro praticamente nei confronti di un avversario, nei confronti del numero 16 Magnino, l'arbitro era a due passi e ha deciso appunto per l'espulsione diretta del giocatore del Monza. Dunque Monza nei 10 uomini, la parabola di Scozzarella, il cross lunghissimo per il numero 21 Armellino, il capitano che rimette il pallone al centro nel tentativo di cercare appunto la testa ancora di Gitkjaer, la difesa del Pordenone con Vogliacco in qualche modo fatica ma poi perde il pallone, attenzione ancora a Balotelli, entra in area, la conclusione al volo di un giocatore del Monza, il pallone che termina sul fondo di pochissimi centimetri, dunque Monza vicinissimo al terzo gol, siamo al 42° minuto, Monza 2, Pordenone 0. Udinese 2, Sassuolo 0, l'Udinese conquista 3 punti importantissimi grazie alle reti di Llorente e Pereira, un flash da Brughini. Monza. D'accordo, perché c'è il finale anche all'U-Power Stadium, Monza batte Pordenone 2-0, dunque a questo punto il Monza si gode stasera il secondo posto in solitaria alle spalle della capolista Empoli, per il Pordenone invece è la quarta preoccupante sconfitta nelle ultime 5 partite, 2-0.